30 secondi al via della settima e conclusiva dal ippodromo del Savio di Cesena. Sono in 8 cavalli di 3 anni al via. Una corsa condizionata che chiama non vincitori di 9.000 euro nella carriera. Favorito è Bradley Fox. Roberto Vecchione per il training di Holger Ellert proverà a risollevare una serata per il momento grigia. Il driver di origini campane. Vedremo se riuscirà a farlo con questo figlio di Mainwise S. In errore l'ultima volta qui sulla pista, a metà dell'ultima curva, quando era al comando. Favorito 2.14 al totalizzatore. Si va in partenza con l'1 Brillaz, Marcello Vecchione, 2 Boston Dipa, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 3 Bella De Oro VGL, Roberto Andreghetti, 4 Bold di Cuma, Mattia Orlando, 5 Braveheart, Zac LG, Roberto Faticoni, 6 Bradley Fox, Roberto Vecchione, in seconda fila 7 Banca Italia San, Sandro Miraglia, 8 Beatrice Chris, Walter D'Ambrogio. Tende a partire piano Brillaz, che per il momento non trova la macchina. Si parte con l'errore da parte di Bella De Oro VGL al comando. Schizza dall'esterno Bradley Fox, il quale va a sfilare nei confronti di Bold di Cuma. Lungo i birilli in terza posizione segue Boston Dipa a precedere Banca Italia San, poi ancora Brillaz in coda al gruppetto dei Superstiti. C'è Beatrice Chris, 14,6 per i primi 200 metri di corsa da parte di Bradley Fox, che è in vantaggio nei confronti di Bold di Cuma. Numero 5 Braveheart, poi Zac LJ squalificato. Boston Dipa a precedere Banca Italia San, Brillaz e ancora Beatrice Chris. I 6 continuano in fila indiana, i 400 della testa in 29,5. Non lesina l'andatura Roberto Vecchione, in salchi al figlio di Mainwise S, che completa i 600 in 45,1. 1 chilometro alla conclusione e Bradley Fox continua all'avanguardia nei confronti di Bold di Cuma, il quale viene stappato all'esterno. Prova a progredire Brillaz, sembra volerla anticipare Boston Dipa, con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che si scopre all'esterno in anticipo su Marcello Vecchione. Mezzo miglio in 1 minuto e 2 decimi. Bradley Fox all'avanguardia nei confronti di Bold di Cuma. All'esterno avanza Boston Dipa, poi Banca Italia San in difficoltà Brillaz, allunga deciso Bradley Fox che lascia lì Bold di Cuma, passa in seconda posizione Boston Dipa. Gli altri più distanti sembrano in difficoltà a mettersi sulle tracce del battistrada, che ha sparato un 13,8 sulla dritta opposta alle tribune. Come a Padova mette insieme un paletto importante Bradley Fox, che ora ha 300 metri dalla conclusione e 5 lunghezze a gestire nei confronti di Boston Dipa. La curva passata in 14,7. In retta arrivo Bradley Fox e Roberto Vecchione, che vengono a chiudere la serata dal Savio a 50 dal palo. Bradley Fox e Roberto Vecchione che vincono nei confronti di Boston Dipa. Per il terzo ancora Brillaz. Roberto Vecchione trova la sua corsa, vince alla settima e conclusiva con Bradley Fox, Holger Ellert al training, i colori di Luigi Lettieri, la vittoria del figlio di Mainwise AS, che in perfetto percorso di testa si disimpegna in maniera davvero ottima. Importante il parziale sulla dritta opposta alle tribune, che mette in salvo la vittoria netta sul palo nei confronti di un positivo Boston Dipa. Per il terzo Brillaz a chiudere una trio che recita 6-2-1.